Max Bellarosa che ci sei venuto a trovare. Abbiamo detto che c'è un evento questa settimana, cioè questo venerdì, il 27. Questa settimana abbiamo un concerto imperdibile all'Hiroshima, l'orchestra dei Cormorani, il liscio che incontra la musica dance, il liscio che incontra la musica EDM all'Hiroshima venerdì insieme a Mao e Johnson Righeira, chiaramente con un po' di ospiti. Abbiamo Aldo di Quelli che è il calcio ecco, io è lì che volevo arrivare, ma sì. Adesso i Cormorani, diciamo, è una delle ultime release della tua diciamo fantasmagorica produzione, ma sì. Com'è che ci sei arrivato a questa cosa? Allora, diciamo che l'idea di Cormorani nasce da un'idea buttata fuori da Vito e da me mentre stavamo facendo una rubrica per Albertino. In verità anni fa traduciamo le canzoni per un programma che si chiamava 50 Songs su Radio DJ. Sì. Poi siamo andati avanti, abbiamo fatto un altro programma che si chiama Asgana Way con Paolo Noyes, Fabio Lisei e Wender. E poi niente, abbiamo smesso di fare queste traduzioni di canzoni, che una roba che è durata 5-6 anni. A un certo punto Albertino dice: proviamo a fare le versioni acustiche delle canzoni da discoteca. Quindi diciamo la tua collaborazione con Radio DJ la mia collaborazione è cominciata 12 anni fa, quando eri perché qua molti mi hanno chiesto: ma quindi Max, perché noi dopo gli Sberlicchio non avevamo detto, no, dopo gli Sberlicchio semplicemente un giorno mi chiama Albertino, mi dice: guarda, ho un'occasione da proporti, potrebbe essere un'occasione per tutti e due. E io ho pensato un attimo, 3, 2, 1, che mi ci butto. Certo, ho cominciato quindi a collaborare. Ci sono buttato con il team di Radio DJ, quindi con Albertino. Quindi con Albertino, con cui abbiamo lavorato 9 anni. E adesso da 3 anni sono in pianta stabile a Ciao Belli, programma del pomeriggio dalle 1 alle 2 con DJ Angelo. E ti occupi di tutta una serie mi occupo sigle, siglette, jingle, jingoletti e una serie di rubriche. Cioè praticamente il mio compito è sparare puttanate, quindi mi sveglio la mattina. Ma farle bene, però. Ma farle bene. Farle come si deve, costruirle come si deve. Esatto, siccome tra l'altro non si possono neanche dire tante parolacce, quindi dobbiamo comunque fare attenzione anche al tipo di linguaggio. Sì. E quindi lo utilizziamo veramente estremo, bippandolo noi. Certo, a voce. E quindi tu ci hai portato anche degli esempi di ho portato degli esempi di canzoncine. Ecco, guarda, comincio. Praticamente una cosa di cui sentivamo molto la nostalgia era lo Zecchino d'Oro. Sì. E ci siamo chiesti: ma se un bambino napoletano si mettesse a cantare Gali, cosa viene fuori? Ecco, e cosa è venuto fuori? Senti un po'. Sentiamo un attimo, Costa, sentiamo Gali. Senti che basse subito che gli hai messo, Mi piace bere tanta Coca-Cola, io faccio merenda a scuola con il tè alla pesca da poi berci sopra. Prima lo mando giù tutto, poi faccio un rutto, ma dopo un minuto, quando la maestra già spiega la situa, qui prende una brutta piega. Devo farla pipì, succede sempre così, quando esco con mia mamma per fare la spesa e quando vado a giocare e fuori fa un freddo cane. Ma tu dimmi perché devo bere, se poi scappa e la devo tenere. Scusa mamma, sta nottata qui dentro al letto a me m'è scappata. C'avevo sete ed ho bevuto, poi non mi sono trattenuto. Una cascata m'ho sognata e dentro al letto m'è scappata a pipì. Everybody! A pipì, a pipì. Questa diciamo è una delle ultime. Questo è un esempio dei giochini. Ma lì come se tu hai DJ Angelo che vi date ogni tanto qualche beccata, è lui che ti dice fammi una cosa di papà, pure dici mi è venuta in mente sta cosa. Mi è venuta in mente sta cosa, imbecchi, poi lui si sveglia magari di notte, ne butta fuori un'altra. E quindi siete continuamente diciamo in contatto, esatto, la spara un po' più grossa. Esatto. Però poi a te tocca diciamo dargli una Se a me forma tocca realizzarla, fortunatamente non sono da solo, come c'è Mari. Hai fatto anche delle cose, diciamo, e io se posso dire ogni tanto vengo a mettere anch'io lo zampino tra i vari. Sì, no, ma infatti volevo dirlo, ma non mi osavo. No, figurati, io mi diverto. No, infatti abbiamo scoperto questa dote di Mao. Cioè, a un certo punto, attraverso un percorso artistico veramente complesso, siamo arrivati alla Russia e quindi ai cori gregoriani ortodossi. Sì, a me fai fare le cose più serie. Ecco, tutte le cose più semplici le fa Mao. Questa è una cosa, guarda Costa, facciamola sentire velocemente, senti che roba, che casino che è. Senti questo qua, il governo. Ecco, questa cosa qua, Mao ci parla della situazione politica attuale. Qua è stata lunga, A più di un mese dalle
c'è il governo, tanto non ero nemmeno andato a votare, perché era una festa organizzata coi soldi del bonus cultura. Speriamo che trovino finalmente un accordo gli esponenti dei partiti e qualcuno che si sbrighi a mettere il reddito che ancora lo sto aspettando, di cittadinanza, di dignità o quello di inclusione, ma chi se ne frega di come si chiama, basta che mi danno il grano. A più di un mese dalle elezioni non c'è il governo. È così. Un saggio, un applauso per Mao. Abbiamo fatto tutta, grazie. Anche in grazie. gregoriano. Questa dei gregoriani effettivamente è una cosa particolare, che ci mettiamo del tempo, è abbastanza lunga, devo dire. È abbastanza lunga, ma Io non rende, so rende neanche- proprio l'idea, perché senti proprio il È un lavoro. tormento. No, però bisogna dire, devo confessare che è un lavoraccio, perché poi tu devi lavorare con dei tempi strettissimi, perché in questo caso, vabbè, adesso il governo, però anche lì potrebbe essere da un potrebbe giorno arrivare all'altro. il governo, allora devi Quindi farlo in anticipo. Devi sempre fare veramente delle corse incredibili e bisogna darti atto che hai una maestria in quel tuo studio incredibile. Ormai Cioè, fai di diciamo tutto. che facendo parte della tappezzeria conosciamo bene. Conosci bene tutta quanta la E faccenda. in velocità sgambettiamo. Allora, senti Max, io approfondiamo ancora dopo il tuo mondo, ricordiamo poi, abbiamo detto di Comane, sempre la cosa del 27, quindi venerdì. Certo, 27. Perché io a questo punto dovrei avere, diciamo, pronti, quasi pronti, i prossimi ospiti. Si tratta di un duo, signore e signori, io vorrei un applauso per Cree e Sara Fu. Oh, vediamo se funziona tutto, ti riesce. Aspetta, non arriva. No, dobbiamo attaccare, lo so. Il bello della diretta, si direbbe, il bello della diretta, perché qua tutti i canali. Tanto quella poi la mettiamo dopo in montaggio, possiamo fare. Ecco qua. Ehi, sì, vedi ciao, che buonasera. è arrivato tutto. Oh, perfetti. Vedi che abbiamo tutte le cose, tutti gli strumenti. Quindi diciamo posso giustamente dire che siamo pronti, diciamo questo momento per approfondire la questione con Max Bellarosa, che ci sei venuto a trovare questa sera su due ruote, diciamo. Su sì. due ruote, sei venuto su due ruote in questa situazione. Su due ruote. Allora, e eravamo mezzo. rimasti sempre lì al concerto dei Cormorani, che ricordiamolo sarà venerdì. Questo venerdì all'Hiroshima Mon Amour. Il liscio incontra la musica da discoteca, il liscio incontra l'EDM, il liscio incontra Mao, incontra Johnson Righeira, che per l'occasione sarà Polongueira. Quindi veramente roba forte. Roba forte, questo succederà questo venerdì. Stiamo così per farci anche un'idea di come sei arrivato anche alla questione di Cormorani, di cosa stai combinando, delle tue collaborazioni in radio. Abbiamo parlato appunto di quello che stai facendo per la DJ, abbiamo sentito insomma, nella tua antologia delle cose abbiamo sentito l'ultima cosa, era un gregoriano. Gregoriano, diciamo che tra le varie cosine della radio. È una delle cose di cui vai anche... È una delle cose di cui vado orgoglioso. Ma tu hai fatto anche gregoriani. delle cose country. Ho fatto anche del country, anche lì noi abbiamo provato a unire sempre la musica da discoteca, anzi in questo caso la musica italiana pop, sì, con diciamo col con la country. musica, col country, con la musica country, esattamente il bluegrass, che è un genere che a noi piace molto, sì, anche perché è proprio scarno, quindi chitarra, basso, mandolino, ukulele, proprio il minimo indispensabile, proprio tutto il contrario della musica maranza, ecco. Di quella pop che invece è una situazione ultra prodotta, dove chiaramente tu ti diverti a rifare quelle che sono le hit in maniera blu. Diciamo che tra le tante cose, oltre a scrivere un sacco di cavolate, ci divertiamo anche a rifare quelle che sono le hit
diciamo nelle versioni più improbabili. Più improbabili. Però Ecco. adesso non ti preoccupare, sentiamo un po'. Però adesso diciamo, non so se volevi far sentire il country, perché vedo che ci sono anche altri Ma sì, pezzi guarda, forti. fare sentire- C'è anche quello dei 5 euro, 5 polli. Guarda, quello è cosa. un altro esempio. Ecco, da poco mi sono trasferito in Barriera di Milano e ho avuto la gioia di poter conoscere questi negozi indiani che dentro hanno di tutto e di più, e a un certo punto nelle varie offerte abbiamo trovato questi 3 polli, com'era? 3 polli 5 euro, abbiamo detto proviamo a fare 5 polli 5 euro e ci siamo provati a chiedere ma se un indiano cantasse una roba del genere che cosa ne viene fuori? Cosa ne viene fuori? E ne viene fuori sta roba Sentiamo qua. cosa viene fuori. 5 polli, 5 polli, 5 polli, 5 euro. 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 Dai signora, 5 polli, 5 euro, solo polli prima scelta, tutti allevamento a terra. Dai signora, mangia tutta la famiglia e se tu sei single tu puoi mettere nel freezer. Dai signora, 5 polli, 5 euro, il dottore dice sempre carne bianca ti fa bene. Dai signora, tu puoi dare anche al gatto, non compra scatolette, ossa pollo sono perfette. Dai signora. 5 polli, 5 polli, 5 polli, 5 euro. 5 polli, 5 polli, 5 polli, 5 euro. 5 polli, 5 polli. Sì, questa qua è dal cuore di Barriera proprio che viene fuori, diciamo. Adesso tu hai lo studio in scusami, Sì, sì, tu hai lo studio proprio nel cuore di Barriera. Io proprio nel cuore Diciamo, di Barriera, quindi Barriera di proprio Milano, di cui adesso molti ne parlano, ma in realtà sì e esatto. no ci passano, invece tu ci sei esatto, proprio io non pensavo, arrivando da Madonna di Campagna, quindi quartiere tranquillo, dormitorio, mi sono ritrovato proprio nel mezzo della mezzo casba della e devo casba. dire che mi sta piacendo molto alla fine, dai. Ti sta piacendo molto e Ma ti sì. ispira anche Ma come sì, soluzione, c'è di no? tutto e di più e C'è quindi di tutto veramente di più. puoi inventare. È Puoi dare un sacco una di cose. continua ispirazione anche per il lavoro che tu fai, che abbiamo cercato velocissimamente così di raccontare, ho proprio raccontato così in velocemente. maniera velocissima. Io volevo farti sentire i cormorani, ma non riesco a aprire il CD, Ma quindi io- te li farò sentire un'altra volta. No, li sentiremo i cormorani, li sentiremo sicuramente in radio, Sì, esatto. perché li metteremo sia per Radio Flash che per Radio Città Futura. Però ricordiamolo, quindi venerdì Venerdì, Hiroshima Mon Amour, Hiroshima Mon Amour, i Cormorani, la musica EDM, la musica da discoteca incontra il liscio. e quindi Insieme a Mao, ospiti Mao, c'è anche Johnson Righeira, e quant'altro. Aldo di quelli che calcio e quant'altro. E quant'altro. Quant'altro. Va bene Max, allora questo è un appuntamento imperdibile, io gli farei un applauso ma proprio che se lo merita, proprio alla grande sbatti, alla grande carriera, e a questo Viva punto l'amore.